Distributori nel mirino della Guardia di Finanza, che ha intensificato i controlli nel periodo estivo in tutta la provincia di Vicenza, da Valdagno a Montecchio Maggiore a Sossano, solo per citare alcune tra le località interessate dai controlli dei prezzi della benzina praticati negli impianti, effettuati sia lungo le autostrade che corrono nel territorio berico che sulle strade comunali e provinciali, finalizzati al contrasto di condotte commerciali scorrette. In tutto sono risultati 12 distributori con irregolarità e 50.000 euro le sanzioni. Nelle verifiche sono emerse inadeguatezze nell'esposizione della cartellonistica, con l'indicazione della media dei prezzi di riferimento regionale, la mancata corrispondenza tra i prezzi medi esposti e quelli pubblicati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, violazioni in ordine all'applicazione di un prezzo di vendita dei prodotti commercializzati più alto rispetto a quello comunicato al portale Osservaprezzi. Abbiamo fatto una serie di controlli, 22 per la precisione, su tutto il territorio della provincia, sia sulla rete stradale che autostradale. In 12 casi abbiamo rilevato delle violazioni che vanno dalla esposizione del prezzo medio del carburante alla difformità tra il prezzo praticato alla colonna e rispetto a quello o pubblicizzato sulla strada o quello comunicato all'osservatorio prezzi a Roma. Difformità è che purtroppo il prezzo alla colonnina era superiore a quello comunicato o pubblicizzato lungo la strada, ovvero comunicato all'osservatorio prezzi, quindi un maggior costo per i contribuenti che si affacciavano a quel distributore. I controlli hanno interessato, oltre ai distributori di carburanti, anche i veicoli adibiti al trasporto dei prodotti sottoposti ad accisa. Un'altra attività che svolgiamo sempre su tutto il territorio è anche il controllo delle autocisterne lungo le vie, infatti sono stati superiori ai 100 i controlli fatti sulla documentazione e sulla regolare trasporto delle merci della benzina.